Due obiettivi opposti, stessa voglia di vincere, bisogna sbrigarsi per conquistare certezze. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti alla Pippo Giacobbe di Rocca di Caprileone, provincia di Messina e San Fratello Geraci. Siamo nella 21esima giornata del girone B di promozione siciliana. Dalla bandierina di destra si va, secondo palo, colpo di testa in mezzo, pallone oltre la traversa. Pallone regalato a Calabrese, diagonale, cerca di gestirla Raic, il colpo di testa e il salvataggio davanti Petruzzi. La battuta del calcio d'angolo, secondo palo, colpo di testa provato da Regina. Pallone in profondità, Gonzales ce l'ha lui per tirare e la respinta di Inferrera dal limite. Gonzales rientra, lascia tutto a Serio che gestisce con il mancino, prova a calciare ma c'entra praticamente Velardi, poi il piazzato a giro, il gol super, è di Coco il gol del Geraci. Serio potrebbe concludere da fuori, Inferrera, il tacco da dietro di Vergara, Calabrese dal limite, c'è il tiro al palo, pallone che resta lì in fuori gioco pratico. Serio c'è la parata di Inferrera oltre la traversa ad allontanare, c'è Marrone e sul cross nessuno a calciare. Serio calcia sul primo palo, fuori. Avanza il Geraci proprio con Marrone in mezzo, colpo di testa di Serio. Velardi lanciato in verticale, calcia un po' così, infatti il pallone esce. Alza un campanile di testa albanese da Serio, si accentra, spazio per calciare sull'esterno della rete. Il controllo provato da Marrone, se la cava con Messi, avanza Marrone, gira tutto da Serio che aggancia seppur con qualche difficoltà. Il pallone dentro per Velardi che per poco non va il tapin in porta. Poi il tentativo finito fuori di Ugrotte, pesante per la super giovane questo, c'è il tiro deviato dai Ferrera, l'alzata di Villar caduta con Serio. San Fratello in 10, espulso Drago per doppia ammonizione. San Fratello tutto buttato in avanti, siamo ormai nel tempo di recupero. Pallone in profondità, colpo di testa, il pareggio del San Fratello, Galati, incredibile, al Giacobbe, il pareggio del San Fratello, Gianluca Galati di testa, 1-1. Triplice fischio, l'impresa del San Fratello contro la capolista Geraci, l'1-1 al 91esimo.